Profezie sul futuro dell'umanità rivelate dalle anime del Purgatorio a Maria Simma. Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi delle profezie che le anime del Purgatorio hanno rivelato a Maria Simma sul futuro dell'umanità. In particolare, secondo quanto rivelato dalle anime del Purgatorio, l'umanità molto presto andrà incontro al cosiddetto grande avvertimento, di cui si parla anche nei 10 segreti di Medjugorje e di cui ci hanno parlato anche le bambine di Garabandal, alle quali tra il 1961 e il 1965 è apparsa la Madonna, che ha lasciato a queste bambine dei messaggi molto importanti. Uno di questi riguarda il grande avvertimento che sarebbe avvenuto in un giorno, in una giornata che sarebbe stato un non specificato giovedì, in cui si sarebbe celebrata la ricorrenza di un santo martire dell'Eucaristia, e questo grande avvertimento sarebbe stato visibile a tutti, avrebbe lasciato un segno indelebile sulla terra, e le persone presenti a questo grande avvenimento, in particolare a Garabandal e a Medjugorje, sarebbero guarite da tutti i loro mali fisici e spirituali. Le bambine di Garabandal tuttavia avvertirono che prima dell'avvertimento la Chiesa sarebbe dovuta passare attraverso una grande tribolazione, una prova durissima, nel corso della quale la Chiesa sarebbe stata perseguitata come mai prima nel corso della sua storia, a tal punto, con una tale ferocia e crudeltà, da dare l'impressione di essere sul punto di morire. Inoltre, durante questo periodo precedente all'avvertimento, le bambine di Garabandal, circostanza confermata anche da Maria Simma, hanno detto che ci sarebbe stata una crisi generale della fede e che molti avrebbero praticato o una religione solo di facciata, quindi non sentita, oppure avrebbero smesso totalmente di praticare la religione. E le anime del Purgatorio hanno confermato a Maria Simma le rivelazioni che le bambine hanno fatto a Garabandal, appunto, tra il 1961 e il 1965, che hanno a loro volta ricevuto dalla Madonna. Maria Simma dice, riguardo alle rivelazioni ricevute dalle anime del Purgatorio sul futuro dell'umanità: le anime mi hanno raccontato che la Chiesa si trova nel peggiore periodo di tutta la sua storia, ma mi hanno anche informato che la situazione migliorerà e che dobbiamo avere speranza. Verranno tempi di pace. Prima di ciò, tuttavia, ci sarà una grande tempesta dalla quale la Madonna, nostra Madre, ci salverà, e pertanto ella non vuole che ci preoccupiamo, né che ci pensiamo o che avanziamo supposizioni. Dio guida sempre i suoi figli. Questa grande tempesta includerà le profezie rivelate dalla Madonna della Salette, che annunciano che qualcosa di mai visto prima si sta avvicinando, e includerà anche le profezie di Fatima e anche l'avvertimento di Garabandal, nonché i segreti custoditi dai ragazzi di Medjugorje. Dobbiamo pregare molto, in particolare per una nazione della terra. Nella loro terra, purtroppo, vi è un'abbondanza di orgoglio, di avidità, e dilagano l'occultismo, le sette,
gli aborti e il materialismo. Quello che è alle porte, secondo quanto mi hanno riferito le anime del purgatorio, ricadrà terribilmente su una particolare nazione della terra, finora vissuta nell'opulenza. Oltre alle profezie sull'avvertimento, il miracolo e il castigo, la Madonna ha dato a Garabandal anche dei messaggi pubblici. In particolare, questi messaggi riguardano coloro che occupano nella società a ogni grado e livello i posti più importanti e che dovrebbero essere i primi servitori della società e del prossimo e i primi a dare l'esempio, e invece camminano lungo la via della perdizione e trascinano con loro molte anime. E molti di costoro che in vita hanno occupato delle cariche di grande responsabilità e che non sono stati all'altezza del loro compito e non sono stati i primi servitori degli altri, i primi servitori della società, ora si trovano, una volta morti, in purgatorio. Alcune di queste anime invece si sono perse per sempre nell'inferno e purtroppo molte anime del purgatorio hanno raccontato a Maria Simma che mai nella sua storia la Chiesa si è trovata in acque così tempestose, perché purtroppo ovunque regnano il peccato di apostasia, di eresia, di ribellione di molti sacerdoti contro la figura sacra del Papa, che merita invece ogni obbedienza e ogni venerazione. E con loro esempio hanno trascinato molte anime alla perdizione, portandole a disobbedire a quelli che sono gli insegnamenti della Chiesa, invece di insegnare la via per avvicinarsi a Gesù e a Maria attraverso la preghiera. Ma Maria Simma dice di non avere paura di questi ammonimenti che ci sono stati dati un po' ovunque, dalla Madonna da Fatima a Garabandal a Meggiugori. Solo coloro che sono molto lontani da Dio e pieni di peccato, ci dice Maria Simma, avranno ragione di essere spaventati, ma se stiamo provando ad essere sempre uniti a Lui, non dobbiamo avere nulla da temere. Non dobbiamo mai spaventarci, perché la paura viene solo dal demonio. Se cerchiamo davvero di vivere con Dio tutti i giorni, Egli ci proteggerà da tutto quello che sta per venire. Le persone che pregano si salveranno, ma quelle che saranno prese alla sprovvista non saranno protette. È così semplice. Dobbiamo confidare in Dio e in Maria con la fiducia di bambini piccoli. A Maria Simma poi è stato chiesto qual è il peccato commesso dall'umanità che verrà punito molto duramente, più duramente degli altri, e quindi qual è la colpa che agli occhi di Dio grida maggiormente vendetta. E Maria Simma ha risposto: questo peccato è l'aborto. L'aborto è la peggiore guerra, è l'orrore più grande di tutti i tempi. A Satana è stato dato il permesso da questa società così malata di ammazzare gli innocenti a milioni come mosche. Enorme sarà per questi delitti la riparazione che l'uomo dovrà sostenere. E non desidero dire altro, ma il castigo
per questo abominio, per questa strage degli innocenti, sarà grande.